Alleluia. Canta una canzone di lode e celebrazione, lo sposo verrà, glorioso sarà, e noi il suo volto vedremo, in un miglior posto vivremo, con tutta la forza parlare, batti le tue mani, è tempo ormai, lo sposo verrà, e noi al suo fianco staremo. La sposa Perfetta saremo, balleremo su strade dorate, la Chiesa, il Figlio dell'uomo, oh sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello. Canta una canzone di lode e celebrazione, lo sposo verrà, glorioso sarà, e noi il suo volto vedremo, in un miglior posto vivremo, con tutta la forza balla e batti le tue mani, è tempo ormai, lo sposo verrà, e noi al suo fianco staremo. La sposa perfetta saremo, balleremo su strade dorate, la Chiesa, il Figlio dell'uomo, oh sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello. Balleremo su strade dorate, la Chiesa, il Figlio dell'uomo, oh sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello, insieme canteremo all'agnello, insieme canteremo all'agnello. gloria a Gesù. Che giorno glorioso. Alleluia. Alleluia. Stamattina Grazie per la croce, oh Dio, grazie per
Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò. Inchiodarono le sue mani, con amor soffrì per me. Il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sul suo trono, di gloria una corona ha, regna in vittoria. Innalziam Gesù, il figliuolo di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, 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 siede sul suo trono, di gloria una corona ha, regna in vittoria. Innalziam Gesù, il figliuolo di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Alleluia. Alleluia a te, Gesù. Tu hai bisogno di me.
sul trono. dai tuoi vizi. Alleluia. Dio è potente. Dio ha sempre il Alleluia. controllo. Dio è potente. Dio è fedele. Una porta aprirà. Alleluia. Signore. Ogni cosa farà. I miracoli e segni. Dio è potente. Dio è potente. Dio è potente. Dio è potente. Alleluia. Dio è potente. Dio è potente da liberarti da quei vizi che tu hai. Dio è potente da liberarti dal vizio del fumo. Dio è potente da liberarti da tanti altri vizi che tu hai e li nascondi, ma te li porti dietro e dai una porta aperta al nemico che lavora nella tua vita. Ma questa mattina Dio è potente da liberarti. Potrai venire culto dopo culto, domenica dopo domenica, ascoltare prediche dopo prediche, ma se non fai un passo verso di Lui e confessi a Dio: Signore, liberami, liberami Signore da questa situazione. Egli chiese a quel cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Non vedeva forse che aveva bisogno? Ma il Signore questa mattina dice ad ognuno di noi: cosa vuoi che io faccia per te? Allora dobbiamo confessare al Signore, dobbiamo confessare a Dio: Signore, liberami da questa situazione, perché non voglio più portarla. Non voglio più portarla, Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia, accomodatevi, fratelli. Alleluia. Il culto al Signore è un culto dove non sappiamo mai quello che avviene, quello che succede. Questa è la verità. Vieni al culto e ti domandi e dici: chissà il Signore oggi cosa farà nel nostro mezzo. Se invece il culto lo programmiamo noi, sappiamo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare i nostri soliti 3 cantici, o forse 4, e poi dobbiamo fare dire una testimonianza a qualcuno, poi dobbiamo aprire la Bibbia e meditarla. E qualche volta anche essere usati da Dio, da un messaggio che viene dal cielo. Quando invece partiamo da casa a dire: Signore, guida tu il culto. Sii tu. Io questa mattina non sono venuto con nessun foglio, non ho niente di qualcosa di preparato. Perché è bello quando lo Spirito Santo, e con questo non voglio dire che il Signore non ci ha parlato altre volte, ma credo che Dio voglia fare qualcosa di nuovo nel nostro mezzo. Dio vuole parlare dal suo trono. E allora ricevere in quel momento. Ditemi una cosa: vi piace più la carne appena fatta e ve la portano, o vi piace la carne di ieri? Mi piace più la pasta che è stata fatta ieri, anche se so che la frittata è meglio che la mangi ieri. Me l'ha frittata però. Dio non fa frittate. O la pasta appena scotta e te la portano. Noi vogliamo venire in chiesa e vogliamo ricevere dal trono di Dio quello che ha preparato per noi oggi.
Oggi vogliamo dire, Signore, usati. Chiunque si trova qua dietro, chiunque guida, deve avere l'orecchio attento e soprattutto essere guidati da Dio. Un giorno mi sono sentito richiamato da Dio, l'ho raccontato giovedì. Quanti sono stati benedetti giovedì? Non c'entravamo nemmeno, eravamo di là, non c'entravamo, siamo messi gli altri fuori perché abbiamo messo quei due. Adesso ho aggiunto un po' di sedie in più, quindi anche se stiate un po' più stretto, se poi supereremo il numero, gloria a Dio, verremo di qua. Ma il Signore proprio giovedì ci sta preparando, vero? Ci ha preparato alla preghiera. E credo che Dio voglia fare cose nuove. Se tu non preghi vuol dire che tu non hai bisogno di Dio. Se tu non preghi non stai dichiarando alla tua vita che hai bisogno di Dio. Se tu preghi tu dichiari al Signore ho bisogno di te. Ho detto giovedì che noi siamo considerati pecore nella scrittura. Il credente è considerato una pecora. Una pecora si smarrisce facilmente perché non conosce la strada. E se noi non preghiamo ci smarriamo. Una pecora non sa difendersi. Avete mai visto una pecora che assale qualcuno, no? E quindi ha bisogno di essere guidata dal Signore. Una pecora riceve da parte del Signore ogni cosa. Quindi questa mattina, io non so, ci sono gli annunci perché guardate, ho fatto completamente tutto nuovo. Ci sono annunci? Bisogna dire qualcosa? Niente. Ma li sappiamo, difatti giovedì ho detto non annunceremo perché sappiamo che il martedì c'è la preghiera, giovedì lo studio. Se poi ci sono delle novità ve lo diciamo tramite WhatsApp. Ma ci incontriamo giovedì lo stesso e lasciamo allo Spirito Santo di operare nel nostro mezzo. Fratelli, Dio vuol fare cose nuove, sta facendo cose nuove. Sta parlando alle chiese. La parola di Dio dice chi ha orecchio ode ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Dobbiamo essere pronti. Questa mattina parlavo con un mio amico pastore, parlavo con degli anziani di una chiesa e io ho detto che se non ci lasciamo trasformare dal Signore, Dio non potrà mai mettere vino nuovo in odri vecchi. Mai. Non possiamo rimanere nella nostra religiosità, perché anche noi siamo religiosi. L'ho detto giovedì. Anche la Chiesa evangelica è religiosa, con dei riti, tra i canti, la preghiera. No. Quando io andavo in chiesa con mio papà che era piccolino, si sapeva quando si iniziava ma non si sapeva quando finiva. E la potenza dello Spirito Santo scendeva con potenza, portava guarigione, liberazione, persone che venivano liberate, guarite, perché si dava la libertà allo Spirito Santo. E io voglio vivere quel pentecostalesimo lì. Voglio dire, Signore, parla dal cielo, parla ai nostri cuori, perché solo Dio può cambiare e trasformare le vite delle persone, non siamo noi, non sono le nostre capacità. Non è una buona predica che ti trasforma, ti istruisce. Ma se tu non vieni con un cuore desideroso, aperto, che quel seme entra nel tuo cuore affinché possa trasformare completamente la tua vita, te ne vai a casa con una buona predicazione, con un buon messaggio, che serve. Ma noi vogliamo venire qui e vogliamo dire, Signore, riempimi di te. Riempimi di te. Abbiamo bisogno di un secondo tocco sulla nostra vita. Mentre pregavo mi veniva in mente proprio questo. Mi veniva in mente che un giorno gli hanno presentato un cieco a Gesù. Sapete tutti questa storia, sì? Una storia vera, non è una parabola. È una storia vera. La troviamo in Marco a capitolo 8, dal versetto 22 al 26. Siete pronti per ricevere una parola da parte del Signore? Non ho capito. Gloria a Dio. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregando di toccarlo. Allora prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli sputato sugli occhi e impostogli le mani gli domandò:
se vedesse qualcosa. E quello ha alzato gli occhi e disse: vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. La prima cosa che voglio farti notare è questo: Gesù lo prese per mano. Se tu vuoi avere una liberazione da parte del Signore, devi prendere la mano del Signore. Il nostro Dio è un Dio personale. Gesù lo prese per mano. E Gesù vuole prenderti per mano. Questa mattina il Signore ha voluto prenderti per mano e vuole camminare con te. E ti sta chiedendo un nuovo rapporto con Lui. Mi state seguendo? Un nuovo rapporto con Lui. Lo condusse fuori dal villaggio. Se voi fate una ricerca, in questo villaggio c'era l'incredulità. È qui dove Gesù chiede ai suoi: chi dice alla gente che io sia? In questo villaggio c'era incredulità. Gesù vuole portarti fuori dall'incredulità. Ti porta fuori da coloro che ti dicono: ma non è vero, non è vero, ci credi, non ci credi, ma tu aspetta, vedrai che il Signore, ma tu... Sapete quanti increduli ci sono nella Chiesa? Ci sono gli increduli. Abbiamo cantato Dio è potente. Ma quanti conoscono la potenza di Dio? Io no. Avete visto? Subito sì, io non conosco la potenza di Dio. Perché quello che io ho conosciuto non è la potenza di Dio. La potenza di Dio va ben oltre di quello che io ho conosciuto. Ma molto di più di quello che io ho sperimentato nella mia vita. Non è niente. Perché Dio è di più. E quindi Dio è potente da fare ogni cosa. Perché ogni cosa è nelle sue mani. Il sole esce ancora perché Dio gli dice di uscire. Noi non lo vediamo, ma c'è. C'è, è dietro a quelle, ma c'è. E tutto quello che accade nella tua vita Dio lo permette. Non accade nulla che Dio non permette. Perché non cade un capello, dice la parola di Dio. Dobbiamo avere una chiara rivelazione della parola di Dio. Se no siamo come canne sballottate al vento. Facciamo molta attenzione a quello che sentiamo. Anche le esperienze che gli altri passano non vuol dire che quella è la verità. Mi state seguendo? Il nostro Dio è un Dio che crea. Sempre. Ma perché troviamo tanti miracoli e uno differente dall'altro? Perché Dio ce li rivela? Perché ci rivela ogni miracolo uno differente dall'altro? Perché il nostro Dio non interviene nelle nostre vite uguale a come è intervenuto nella vita di Mariano, di Marco, come è intervenuto nella vita di Rachele, come è intervenuto nella vita di Ottavio. In ognuno di noi Dio interviene in maniera particolare. Perché è un Dio personale. Egli non ci violenta mai. Egli aspetta. Difatti cosa dice? Io sto alla porta e busso. Non ci violenta, non entra, non fa strage. Egli aspetta e sa aspettare. Fino a quando noi comprendiamo. Come questa mattina io so che altri dovevano essere qui davanti, Nello spirito lo sentivo. Ma non ti violenta mai il Signore. Ma hai deciso di andartene a casa così? Perché il nostro Dio è un Dio d'amore. Egli dice ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo alle anime vostre. Non è un uomo, non è il pastore, un anziano, un responsabile
il Signore. E il Signore prende quest'uomo e lo porta fuori dal villaggio. E poi abbiamo visto questa saliva negli occhi. Dio ha creato dalla polvere, ha creato l'uomo. Questa saliva ci parla di intimità. Dio vuole essere intimo con noi, vuole avere un'intimità con ognuno di noi. E il Signore lo tocca. Quanti hanno avuto il tocco della presenza di Dio sulla propria vita? Quanti sono stati toccati? Io sono stato toccato dalla presenza di Dio. Ma dimmi una cosa, dimmi la verità, sii sincero con te stesso, ma tu vedi chiaramente? Dai, sii onesto. Vediamo chiaramente? Ascolta bene quello che voglio dirti. Il Signore sta parlando al mio cuore in modo particolare. Dopo quasi 64 anni, a maggio li compio. Ho predicato chissà quante volte su questo passo, ma non l'avevo quasi mai compreso. Il Signore cosa fa? Lo tocca e gli chiede a lui: cosa vedi? E lui cosa dice? Vedo degli uomini come alberi. Uomini non sono alberi. Ascolta. Se non siamo toccati dallo Spirito Santo, noi vedremo le cose come le vediamo noi. Mi state seguendo? Siamo stati toccati dal Signore, è vero. Ma come vediamo gli altri? Li vediamo come li vede il Signore o come li vediamo noi? È qui la differenza. È qui dove noi realizziamo: non ve ne dipartite da Gerusalemme fino a quando non siete stati rivestiti dall'alto. Perché avevano bisogno di vedere il regno di Dio come Dio lo vede. Dio non vuole religiosi. Dio non vuole darti la conoscenza affinché tu possa conoscere di più per giudicare gli altri e per vedere altri come alberi. Signore, sono alberi. E allora hai il bisogno di un secondo tocco. Perché il Signore ti dice: guarda in alto. E allora quando mi ha iniziato a far vedere in alto, ho iniziato a vedere gli altri come li vede il Signore. Diceva il fratello Gennaro che ha stupito, no, tutti a Napoli, nella cattedrale delle Assemblee di Dio, la chiesa grande di Napoli, dove io sono nato, cresciuto. Io non avevo mai compreso, lui dice, che quello che avevo davanti a me era un'anima, non era una persona, era un'anima. E si è portato Padre Pio dentro alla nostra. E io da evangelico, scherziamo, giusto? Cosa abbiamo a che fare con l'idolatria noi? Statue, idoli, cosa abbiamo a che fare? Allora subito avremmo detto: ma che cosa gli ha detto lo Spirito Santo? Guarda in alto. Guarda in alto. Guarda in alto, Gennaro. Non toccarlo. Io mi immaginavo, quando l'ho ascoltato, perché io sono nato nella chiesa, mi immaginavo il fratello Daniele Melluso, mi immaginavo i fratelli che sono cresciuti, io sono stato, mi immaginavo quando ha detto questo, che cosa avranno detto? Erano rimasti impietriti. C'era tutta la classe dei pastori d'epoca, erano tutti lì. Ho detto: Gennaro, cosa hai fatto? Ma lui non ha avuto nessun problema. Perché quando il Signore ti dà il secondo tocco e tu inizi a vedere le cose come Dio le vede, fratelli miei, non c'è nessuno che ti può fermare. Devi essere onesto con te stesso. Perché Dio guarda le persone non come le guardiamo noi. Il Signore, quando ha guardato te, non ha guardato quello che tu eri, ha guardato quello che tu sarai. E noi questo non lo potremo mai comprendere. Perché noi guardiamo adesso e guardiamo quello che tu sei adesso. Il Signore invece ha guardato quello che noi possiamo essere in Lui.
E allora qui si blocca tutta la religiosità, tutta la nostra coscienza, il nostro modo di vedere, il nostro modo di agire, perché noi abbiamo preso la parola di Dio e ne abbiamo fatto un codice di diritto penale. Però non trovo il termine. Cioè, la legge per te, la grazia per me. Per te la legge, ad una condizione. La legge per te, la grazia per me. Perché questo va bene a te, ma non a me. Per me il Signore mi... Non è così. Non è così. Come vedi quelli di fuori? Come vedi quelli che non conoscono il Signore? Siamo pronti a giudicare, è vero o non è vero? Entriamo in giudizio ed è vero, dobbiamo dichiarare il peccato, dobbiamo dire il peccato, sì. Ma ti sei domandato, ma come li vede il Signore? Te lo sei mai domandato? E fatti questa domanda. Come mi vedeva Gesù prima? È perché anche tu eri del mondo e non conoscevi il Signore. Ma come ti vedeva il Signore? In che modo ti vedeva? Ti posso dire io? Dio ti ha visto quel giorno quando era sulla croce. E ti ha amato a tal punto da dare la sua vita per te. E a quelli, alzando gli occhi, gli disse: vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora il Signore gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista. E vedeva tutti chiaramente. Come vedi tuo figlio? Come vedi tuo marito? Come vedi tua moglie? Vuoi sapere cosa hai fatto tu? Vuoi che te lo dico? Hai messo una croce sopra. Non c'è niente da fare. Arriviamo anche a questo punto. Mio papà fino alla fine ha sperato e quando è morto non l'ha visto, ma lo vedrà in cielo. Vedrà mio fratello Pasquale, vedrà mio fratello Enzo, vedrà mia sorella Anna, vedrà i nipoti dei nipoti, perché ha afferrato quella promessa: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Papà, mentre io predicavo al suo funerale, era lì. La bara di papà dice: predichi tu, Gianni? E come può un figlio predicare sul funerale del padre? Le mie due sorelle, che mio padre non accompagnò in chiesa cattolica, che si sposarono in chiesa cattolica, disse: no, io non entro in chiesa cattolica, assolutamente no. Avevamo la fortuna che il fratello di mio papà era gemello, era uguale, nessuno se ne accorse che non era lui, era il gemello. Era uguale, solo che aveva il codino. Ma mio padre non frequentava la chiesa cattolica, disse: anche se porta il codino, chi se ne accorge? Le foto davanti era uguale, ma non lo era. Ma alla morte di mio papà le mie sorelle rimasero fuori, non volevano entrare. E io andai a chiedergli perdono per papà. Il troppo zelo. Perché non sappiamo aspettare i tempi di Dio. Perché vediamo le cose come le vediamo noi. Ma quel giorno, uno dei miei fratelli, che ha sempre preso in giro papà e mia mamma, tu, Dio, sempre, papà, Dio. Proprio quel giorno si inginocchiò davanti alla bara e diede il suo cuore al Signore. Io non so voi,
Ma io ho bisogno di un secondo tocco. Io ho bisogno di un secondo tocco. Perché io voglio prendere tutta la mia conoscenza che ho, tutta la mia esperienza pastorale, e la voglio mettere da parte, voglio dire, Signore, io voglio vedere come tu vedi. Voglio vedere le cose che tu vedi, Signore. Aiutami a non giudicare, aiutami a non condannare, aiutami a sapere aspettare i tuoi tempi. Questo non voglio dire che non posso scendere a compromessi con il peccato. Io non voglio scendere a compromessi con il peccato, assolutamente. Il peccato va dichiarato peccato. Ma colui che poteva condannare un giorno ha detto: io non sono venuto qua per condannare. Non sono venuto qua per giudicare. Ed era l'unico che lo poteva fare. Perché verrà un giorno che ci sarà la condanna eterna. Ma fratello, sorella, ringrazia il Signore che il Signore ti ha toccato con il suo primo tocco sulla tua vita. E se sei contento di sapere che invece tu vedi chiaramente, vedi tutto chiaramente, Dio ti benedica, continua così, non ti preoccupare. Io sto predicando per me questa mattina e forse per qualcun altro che è in mezzo a noi. Basterebbero anche un altro soltanto che riceve questo messaggio. Dio sa, però io ho bisogno del secondo tocco. Io ho bisogno di essere portato per mano e fuori dagli increduli. Voglio camminare con coloro che credono nelle promesse di Dio, che credono nelle promesse di Dio. E il Signore gli vieta di non entrare più in quel villaggio. Il Signore gli comanda non entrare più in quel villaggio. Perché? Perché la benedizione di Dio viene il nemico e la ruba. Quel seme che viene piantato viene e viene portato via. Noi siamo così fragili. Allora vogliamo ascoltare ciò che Dio ci dice. E ci dice non entrare nel villaggio e non dirla ad alcuno nel villaggio. Perché con gli increduli non esci fuori. Non ce l'hai vinta con gli increduli, perché l'incredulità è il primo ostacolo che non ti fa realizzare la presenza di Dio nel nostro mezzo. Chissà, vabbè, è stato un caso, succederà il caso. Io non credo ai casi, voi credete ai casi, io non credo ai casi. Io vedo la mia vita in questi anni che Dio l'ha guidata sempre, ha fatto sì che ogni cosa accadesse al posto giusto. Adesso la mia casa, io vorrei che tutti quanti la verreste a vedere, per quelli che l'hanno visto già, ieri sera ho avuto il piacere di avere Anna e Mario a casa mia. Dio ci ha fatto un dono meraviglioso, abbiamo aspettato, ma Signore, ma come mai? Ma è vero, 2, 3, che queste non vediamo, cosa facciamo? Ci hai fatto vendere la casa, dove andiamo? In chiesa? Io pensavo di venire a dormire qua con le ragazze, ho detto Signore andiamo in chiesa, qualcuno ha detto Pastore, casa ma vieni a casa mia, non ti preoccupare, perché casa c'è, ma dove andavamo? Ci sono ancora i mobili sparsi in giro, dobbiamo ancora andare a prendere qualcosa di qua e di là, ma il Signore stava preparando qualcosa di meraviglioso, di stupendo, che ci ha stupito. Io credo nelle promesse del Signore. Io credo che se sono al centro della sua volontà, Dio si prende cura di me giorno dopo giorno. Il Signore provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria. Filippesi capitolo 4, versetto 19. E lì Dio mio provvederà ad ogni vostro bisogno. E possiamo dire che il nostro Dio non ci ha mai fatto mancare di nulla. Dio provvede. Dio ha provveduto. E Dio sta provvedendo ancora. E come Chiesa siamo di benedizione. Avete visto i pozzi che è stato scavato, il 4 pozzo che abbiamo visto là di Sefora? Avete visto l'acqua che adesso bevono quei bambini? Noi siamo stati partecipi. E abbiamo mandato 3 offerte. E offerte anche sostanziose. Perché scavare un pozzo vuol dire 8-9 mila euro. 10.000, a volte anche 12.000, dipende dalla profondità. Però quando ho visto quell'acqua io mi sono commosso e ho detto Signore, noi c'eravamo come Chiesa di Marostica, abbiamo partecipato a questo. Abbiamo partecipato adesso anche al terremoto. Abbiamo partecipato. Non far mancare la tua offerta in Chiesa.
perché vogliamo essere di testimonianza, vogliamo essere di benedizione, perché Dio benedice. Ma con questo non voglio dirti di credere nella prosperità, cioè dai perché Dio ti benedice. No. Noi diamo perché amiamo il Signore e poi Dio si prende cura di noi. E allora questa mattina quello che voglio dirti è che il culto non è finito qui, il culto finisce quando tu vuoi che finisca il culto. Tu puoi andare a casa mentre stai cucinando, lodi il Signore, quello è un culto. Quando sei a casa oggi, al posto di accendere il televisore e vedere delle stupidaggini, delle cose che scandali su scandali, situazioni che veramente non edificano la nostra vita, puoi stare lì e prendere la Bibbia, puoi prendere tuo marito, puoi prendere tua moglie, puoi prendere i tuoi figli e dire facciamo una preghiera insieme. Preghiamo insieme. Prenditi anche tua moglie, vatti a fare una passeggiata, vai a fare una gita, vai in qualche posto, stai insieme con tua moglie. L'abbiamo parlato martedì sera, che bello che è stato. Godi tutti i giorni con la moglie che Dio ti ha dato. Godili, perché oggi ce l'hai, domani mattina non ce l'hai più. Viceversa. Allora dobbiamo dire ogni giorno, Signore, grazie. Grazie per quello che tu mi hai dato, grazie per quello che fai. Grazie per i figli che mi hai dato. Abbi pazienza, porta pazienza con loro. Non prendere la Bibbia e farla diventare un martello. Ma la Bibbia dice, ma la Bibbia dice, ma la Bibbia dice. Quello è un martello. Sapete cosa abbiamo condiviso giovedì? Abbiamo parlato proprio della preghiera comunitaria e abbiamo detto giovedì che la parola di Dio dice, il mio cuore dice da parte tua, cercate la mia faccia. E cercatela mentre la si può trovare, invocatemi mentre sono vicino. Hai voglia che il pastore ti predica di cercare la presenza di Dio? Hai voglia che qualsiasi ti dica, se non è il tuo cuore che da parte di Dio ti dice cerca la mia faccia, io ti posso presentare il più bel pranzo, più squisito pranzo, ma se tu non hai fame, se tu non hai sete. Ho fatto una domanda giovedì, sapete un neonato quante volte mangia al giorno? In 24 ore. Voi mamme lo dovreste sapere, solo che vi siete talmente persi che avete perso il conto. Statisticamente un neonato mangia 7 volte al giorno. E il neonato non ti dice all'1 alle 2 di notte, scusami, sono le 2, ma avrei fame. Il neonato cosa fa? Sveglia quelli di sopra e quelli di sotto. Io ricordo quando eravamo in un appartamento, venne la signora da sopra, per favore non ce la facciamo più. E io presi mia figlia e me la portavo in garage, in macchina, accendevo la macchina, lei sentiva la macchina accesa e dormiva. Non ti dice, scusa l'orario ma ho fame. Lui ha fame. E se tu hai fame di Dio, tu vieni. Se tu hai sete di Dio, tu vieni. Perché hai fame, hai sete. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano qui gli edificatori. Perché non ho bisogno. O meglio, mi accontento della mia vita e della mia cosa. Ho detto giovedì, io non manderò più messaggi, vieni perché oggi è il tuo studio, vieni. Sai che qui è aperto. Martedì, giovedì, se tu hai fame, se tu hai sete, se tu hai bisogno della presenza di Dio, questa mattina è culto di adorazione, loda al Signore. E tu lo sai, se non vieni non è un problema mio, è un problema tuo. E non posso correrti dietro per dire Signore benedicilo, Signore benedicilo, Signore benedicilo. Sapete chi faceva così? Vi ricordate il faraone cosa faceva? Il faraone chiamava Mosè e diceva chiedi a Dio che mi libera. Chiedi il tuo Dio che mi libera. E ci sono molti nella chiesa, prega per me. Prega per me. Prega per me. Ma io gli chiederei, ma tu, che rapporto hai con Dio? Ma preghi Dio? O ti basta soltanto che viene pregato per te? Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo alle anime vostre. Amen.
Alziamoci in piedi. Gloria al Signore. Signore, ti ringraziamo, Spirito Santo, per la semplicità della tua parola. Grazie per la rivelazione di questo messaggio questa mattina ai nostri cuori. Signore, io ti dichiaro questa mattina, nella presenza dei miei fratelli, io ho bisogno di un tocco da parte tua sulla mia vita, Signore. Signore, metti il tuo collirio nei miei occhi affinché io possa vedere come tu vedi, che io possa essere, Signore, uno strumento nelle tue mani come a te piace. Signore, ti prego, nel nome di Gesù, allontana dalla mia vita tutta la religiosità, qualsiasi cosa, Signore, che non può piacere a te, perché io desidero essere uno strumento nelle tue mani affinché possa essere di edificazione per i miei fratelli e che io possa vedere la tua gloria nel nostro mezzo. Signore, benedici le nostre vite sempre di più. Fa che possiamo essere di benedizione per gli altri, affinché, Signore, gli altri possano vedere uomini e donne trasformati dalla tua mano. Signore, grazie per la tua preziosa parola. Grazie, Signore, perché la possiamo leggere. Abbiamo la libertà di aprire le nostre Bibbie nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Ed è per questo che non vogliamo dimenticare i nostri fratelli perseguitati, dove non hanno la possibilità di avere una Bibbia, di aprire la tua parola, di leggerla, approfondirla. Signore, benedicili. Eppure abbiamo visto che lì la Chiesa cresce di più. Perché? Perché c'è il desiderio, c'è fame e sete di te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.